Arriva Nuoro per la prima volta nella storia della Nuorese, in 80 anni di storia. La Coppa Italia è stato un trofeo che non siamo mai riusciti a portare a casa, sì che è grandissima soddisfazione anche per i tifosi che sognavano questa benedetta Coppa Italia. Siamo riusciti quest'anno, è stato il primo traguardo cui ambivamo e l'abbiabbiamo centrato in pieno. Ci tenevamo, veniamo da una retrocessione amarissima dove probabilmente in quella partita non meritavamo assolutamente di retrocedere. Insieme al presidente abbiamo rinnovato una scommessa mettendo su un gruppo di ragazzi giovanissimi. Un regalo a me, al presidente, a Palme e a Rosano che sono stati insieme a me l'anno scorso in quella amarissima giornata. E devo dire che i ragazzi con le loro qualità, con la loro gioventù hanno fatto quello che gli avevo chiesto, hanno limitato al massimo il Muravera nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento mettendo Cocco laterale e aprendo Rosano per cercare di fare la partita noi. È andata bene, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo sofferto sulle mischie perché loro hanno tanti giocatori fisici, i due giocatori sia a destra che a sinistra dalla rimessa lunghissima. Però devo dire che i ragazzi hanno dimostrato, al di là dell'età, una grandissima maturità e hanno vinto una partita tosta, difficile contro una squadra fortissima. I complimenti vanno fatti alla Nuorese che l'ha vinta. A noi rimangono le briciole, è una partita dominata, ma le coppe sono così. Poi si decidono su un episodio, gli episodi fanno la differenza. Questo lo sanno gli addetti ai lavori, lo sanno gli allenatori, lo sanno i giocatori perché si preparano le partite anche sugli episodi. Sono stati bravissimi a fare gol, noi siamo stati bravi a creare tante palle gol, meno bravi a concretizzarle, anche un po' sfortunati. Però episodi che potevano cambiare la partita ce ne sono stati tanti, soprattutto nell'area avversaria, e mi dispiace che siano stati interpretati in modo sbagliato. Abbiamo perso in finale contro il Portocorallo e quest'anno è andata bene, sono contentissimo. Come fa un nuorese come te a viverlo? Così, guarda.